Buonasera a tutti ragazzi, stavolta parliamo dei cambiamenti climatici. Come ben sappiamo ragazzi, è un problema che ultimamente si sta molto sentendo quasi ovunque. Tornadi, uragano, davvero c'è di tutto, pioggia, grandine, gigante, ghiacciai, ma ci sta proprio un casino esagerato. Quindi tutti quanti a dare la colpa all'uomo e a dire che il riscaldamento globale, la colpa è così, la colpa è così. In effetti la NASA ha ammesso una cosa strana. In effetti ultimamente secondo me non staranno tanto bene, finalmente un po' alla volta questi stanno dicendo un po' di verità. Bah, comunque, per non portarla tanto a lunga, in nessun modo dicono l'uomo è responsabile dei cambiamenti climatici in atto. In effetti, la NASA fino ad ora non aveva voluto parlare di questa cosa e di metterla in chiaro con tutti e ha scelto di rimanere come sempre in silenzio, però oramai sembra che deve parlare, quindi oramai diciamo non sono più tenuti come una volta a tenere un segreto, anche perché non è un segreto, diciamo, chissà che in effetti. In effetti questa... No, no, ti dico la verità, io stavo a Salerno Centro, no, zero, no, non ho sentito proprio nulla. In effetti, ragazzi, il cambiamento climatico, ciao Sofia, sarebbe dovuto dalla variazione dell'orbita solare terrestre e dal, dal Sole in effetti, ragazzi, quindi in effetti è proprio questo il problema. È l'orbita solare del Sole intorno alla Terra e poi è l'asse inclinato della Terra, quindi sono due i motivi dei cambiamenti climatici. La variazione, dell'orbita solare vicino alla Terra e quindi poi in effetti l'asse si è spostato un poco, quindi non è colpa dell'uomo i cambiamenti climatici che stanno avvenendo in tutto il mondo, ma bensì di queste due cose in effetti ragazzi, quindi loro hanno confermato che non è l'uomo che ha fatto questo casino, in effetti sì, ha inquinato tutto quello che vogliamo dire, la colpa è la nostra. A livello di inquinamento sì, però i cambiamenti climatici non sono colpa dell'uomo, in effetti è la variazione dell'orbita solare terrestre e dell'asse, quello là immaginario della Terra. In effetti la Terra sta inclinata su un asse immaginario e diciamo che quest'asse si sta spostando un poco, già in certi video ne abbiamo parlato, ragazzi. Quindi hanno detto finalmente la verità, quindi in effetti nessuno può, dare la colpa all'uomo, hanno detto l'uomo ha solo inquinato, ma non è, colpevole di tutto questo ciò. In effetti lo scioglimento dei ghiacciai dice non è l'uomo, in effetti il sole a volte sta più vicino, a volte sta più lontano, quindi dipende anche dal sole. Ciao Aurora, sì, sì, quindi in effetti hanno detto quindi non possiamo dare una colpa all'uomo, in effetti, quindi questi sono tutti scienziati, NASA, ESA, quindi in effetti lo spostamento dell'asse terrestre più l'orbita del Sole che influenza il clima, quindi in effetti ragazzi i cambiamenti climatici sono dovuti al Sole e all'asse inclinato della Terra che sta cambiando. Quindi sarebbero questi due fattori importantissimi che dipendono, vedete che prima la grandine era normale, adesso cadono pietre, tornadi, uragano, un casino su tutto, quindi purtroppo è dovuto alla situazione dell'asse di rotazione terrestre a seconda dell'emisfero puntato dal Sole. Quindi in effetti è un casino, ragazzi. In effetti fino adesso loro non volevano parlare di questo argomento anche perché la gente giustamente può andare in panico, quindi hanno detto che in tanti anni comunque ci sono stati periodi di cambiamento, diciamo,
quindi dicono che è normalissimo. Sì, sì, in effetti le variazioni orbitali restano il meccanismo più accurato del cambiamento climatico su scale temporali di migliaia e migliaia di anni, dicono, quindi di gran lunga il caso più evidente, quindi guarda, io non posso da qui mettere fuori da nessuno, guarda, io posso solo parlare in effetti da qua, io quando faccio la diretta la potete solo sentire la mia voce, non posso scrivere, non posso fare nulla in effetti. Quindi, diciamo, se dovessimo riassumere il tutto in una semplice frase, hanno detto il più grande fattore che influenza il clima e gli schemi climatici sulla Terra è il Sole. Ciao, Avvocatella. E l'asse, diciamo, terrestre, il che si sarebbe inclinato un poco. Quindi queste due anomalie sono davvero un po' problematiche perché possono creare fortissime anomalie, quindi che nessuno si aspetta in effetti. Quindi in effetti ragazzi, finalmente la NASA qualche cosa di vero la dice, in effetti anche in altri, diciamo, in altri video, in altre conferenze, vari scienziati avevano fatto queste ipotesi, però giustamente nessuno aveva dato importanza a loro. Ma finalmente, dopo tanto tempo, finalmente anche loro ammettono questa cosa. Sì, sì, l'ho visto, sì. In effetti, ragazzi, quindi il principale fattore che influenza il clima terrestre è il Sole e l'inclinazione dell'asse terrestre. Quindi non è colpa nostra, noi abbiamo solo la colpa dell'inquinamento, quindi in effetti della plastica, di tutto ciò, però non abbiamo colpa sui cambiamenti climatici, cioè non possiamo fare nulla in effetti. Quindi è una cosa che è sempre successa nei secoli, dicono, quindi non è. Sì, sì, in effetti potrà fare freddo, potrà fare caldo, quindi non è una cosa che diciamo possiamo scegliere noi, è il mondo che va avanti così. Beata a te Samuele, speriamo che domani piova qua. Quindi in effetti ragazzi i cambiamenti climatici sono dovuti dal Sole e dalla diciamo, rotazione terrestre e dall'asse immaginario della Terra, che la Terra diciamo sta inclinata in effetti, se vorremmo fare questa forma immaginaria dell'asse terrestre, quindi sarebbe inclinata. Quindi diciamo che tutti questi elementi messi insieme hanno dato vita ai cambiamenti climatici. Quindi è una cosa che è accaduta 1 milione di anni fa, è una cosa che accade oggi, è una cosa che accade fra 100, 1000 anni. Ciao Marica, quindi non è un problema di oggi, è un problema da sempre. Solo che diciamo adesso stiamo vivendo noi. Bravo, dicono che nel 2020 ci sarà questo diciamo minimo solare. Ma vediamo che succede col minimo solare. Non si sa, ragazzi, perché in effetti il Sole adesso sta nel suo punto più, diciamo, minimo. Sta al suo famoso minimo, come lo chiamano, di Mander. In effetti il minimo di Mander tanti anni, un secolo fa, fece quasi, diciamo, gelò quasi tutta l'Europa. Sì, sì, non è che inizia a fare freddo, diciamo, non è che congeliamo come il film che abbiamo visto, i film catastrofici, che i palazzi si congelano, no, no, non è questo. In effetti si ha un raffreddamento del pianeta, non è che facciamo come il film che quelli camminavano e si congelavano, oppure l'elicottero che volava, vi ricordate, congelava mentre volava, no, non è questo, questo è un altro, questo è un film, ragazzi. Quindi diciamo il clima si raffredderà dappertutto, quindi è capace che a Salerno dove non fa la neve farà la neve, dove farà 20 centimetri di neve ne farà 40. Questo è il discorso, non è che verrà la fine del mondo in effetti. Quindi diciamo se a Bolzano fa di solito meno 20, quando sarà quel periodo là farà meno 40. Questo è il discorso, quindi diciamo sarà molto più accentuato il freddo. Quindi se a Polo Nord ragazzi si arriva a meno 40, si arriva a meno 80.
poi tra 10 anni il Sole sarà di nuovo alla sua fase massima. Grazie a te, Giambi. Quindi in effetti no, no, alla fine no, un piatto di pasta, un po' di carne, nulla di che. Sì, sì, ma è così, in effetti già dal 2019 l'avevano ipotizzato. Guardate, la stagione mo è stata caldissima, ma aspettiamo l'inverno, ragazzi. Secondo me quest'inverno che verrà, io sono convintissimo sarà rigido, guarda. Sono convintissimo al 100% che questo inverno che affronteremo sarà ricordato. Sono convintissimo, guarda, me lo sento, guarda. Ha fatto un caldo esagerato e farà un freddo esagerato, sono convinto. È una cosa che già loro avevano detto che il 2020 stava all'inizio del raffreddamento a causa delle macchie solari che sono assenti, ragazzi. Quindi il Sole sta continuando la sua fase di minimo ancora. Quindi sarà un freddo, non dico glaciale, ma farà molto freddo rispetto agli anni precedenti, ragazzi. Quindi diciamo che sì, sì, loro è una probabilità che dicono in effetti, quindi non è sicuro al 100%, però siccome l'asse terrestre si è un po' spostato, il Sole sta a minimo, diciamo, solare, senza macchie, l'asse si è spostato, quindi il Sole sta un po' più lontano dall'orbita terrestre, allora loro hanno detto che ci sarà un periodo di freddo, questa è la loro teoria in effetti perché il Sole si è allontanato un poco dall'emisfero terrestre, perché la Terra si è inclinata un poco, quindi è anche al suo minimo, quindi prevedono un inverno molto rigido. In effetti i prossimi 2-3 anni saranno freddi, poi il Sole comincerà di nuovo a prendere mano a mano e arriverà fra 10 anni un'altra volta al suo punto massimo, diciamo, di energia. Quindi in effetti ci attenderanno, diciamo, 2 o 3 anni di freddo, in effetti. Non è come ho detto io che succede alla fine del mondo che si congela, no? Però rispetto agli anni precedenti forse avremo ondate di freddo e gelo più forti degli anni che sono passati, quindi questo è. Quindi in effetti sì, in estate secondo me qua quando farà il picco massimo arriveremo a 60 gradi qua a Salerno. Quello qua già si raggiunge tranquillamente 42-43. Allora, l'eruzione vulcanica butta la cenere nel cielo e quindi il sole arriva di meno sulla terra. La corrente del Golfo automaticamente si sta quasi fermando. Poi ci sta il minimo solare, poi l'asse terrestre si è inclinato un po' maggiormente e il sole si è allontanato. Allora, mettendo tutte queste cose insieme, diciamo che loro dicono che ci sarà questa ondata gelida. Quindi, vabbè, secondo me sarà un inverno rigido, non come noi pensiamo, ragazzi, che pensiamo che si congela oppure no, farà freddo e basta. Cioè, rispetto agli altri anni, pure io a Torino sono stato, stavo a Piazza Castello, meno 5, meno 6. Se l'anno prossimo potrà arrivare a meno 10, ma non è che congelano. Quindi in effetti sarà un cambiamento che non è che, come ho detto io, è eccessivo. Ci sarà un raffreddamento della Terra dovuto al minimo solare, dovuto alle eruzioni vulcaniche che fanno tipo come una pellicola sulla Terra e non fanno passare i raggi solari. Già il Sole è debole di suo, poi l'asse si è inclinato un poco. Quindi diciamo che tutte queste cose messe insieme, ragazzi, e succede il casino in effetti. Quindi questo è il discorso quindi del raffreddamento. Ma non credo, guarda, glaciale no. Ma dicono già da quest'inverno in effetti dovrebbe fare più freddo. Loro hanno detto il 2020, quindi diciamo, mettiamo un po' di... Diciamo, quando farei la vedere la faccia? Io la faccia l'ho messo già un sacco di volte in effetti, Samuele.
ho messo un sacco di volte nel tondino, poi l'ho messo quello col cappuccino, quello col cappuccio. Ciao Valeria, mi ricordi il nome stavolta? Quindi in effetti non è un problema. Quindi ragazzi, diciamo che finalmente la NASA ammette che i cambiamenti climatici sono causati dalla variazione dell'orbita solare e dall'asse inclinato della Terra. Quindi per la prima volta la NASA ci toglie da noi di mezzo. A noi dà solo la colpa dell'inquinamento, quindi che abbiamo inquinato il pianeta. Però i cambiamenti climatici non siamo noi la colpa, in effetti deve andare così, in effetti c'è sempre stato, ci sarà, c'è stato 1 milione di anni fa, c'è stato nel 1300, ci sarà nel 1600, ci sarà nel 2000, 2100, ci sarà sempre, quindi è una cosa che nessuno può sapere ragazzi, quindi come hanno detto loro, la Terra si sposta e tutto. Sì, sì, anche i vulcani, sì, perché loro buttano cenere, diciamo, nella troposfera, diciamo, si blocca nella troposfera, automaticamente si forma come un velo. Quando il sole irradia, ragazzi, non riesce a penetrare, diciamo, sulla Terra, quindi si blocca un poco. Quindi se ha la forza di 100, sulla Terra arriva a 50. Calcolate che adesso è pure nel suo minimo solare, quindi la forza già è di meno. Quindi metti questo, metti quello, arriva poca energia sulla Terra, quindi farà più freddo di conseguenza. Quindi anche i vulcani possono innescare, in effetti, l'avevo detto in altri video, possono innescare un'era glaciale. In effetti, se tutti i vulcani del mondo esplodessero e buttassero cenere vulcanica nel cielo, si innescherebbe un'era glaciale vulcanica, cioè dovuta ai vulcani, non più diciamo al Sole, ma perché la Terra verrebbe coperta da questo strato di cenere. E qui il Sole non basta. Ciao Stella, buonasera. Quindi diciamo in effetti ragazzi che è così, in effetti se tutti i vulcani del mondo eruttassero è come si forma uno strato, diciamo, sulla Terra, sulla troposfera. Quando il Sole prova a passare, ragazzi, si blocca. Sì, il caso che fu subito Stella, no. In effetti potrà essere qualche estate senza, diciamo, estate. In effetti ci fu nel 1862 quell'anno senza estate. Quindi calcolate ragazzi che adesso attualmente sono 21, ultimamente abbiamo fatto il video, 21 i vulcani che stanno eruttando, quindi che sono in eruzione attualmente ora. Può darsi che sia aumentata ma non che sia diminuita, quindi sono 21 e ci sta lo strombolico in Italia in mezzo a questi 21. Quindi pensate che 21 vulcani buttano chilometri e chilometri di cenere nei cieli. Mo se a questi 21 vulcani mettessimo altri 20 vulcani vicino, automaticamente tutta la Terra, come la vedete in questa foto, si coprirebbe di un manto scuro, grigio, cupo. Il Sole non entra, ragazzi, cioè non riesce a passare. Automaticamente si può avvenire un'era glaciale, ma perché innescata dai fenomeni climatici, in effetti le eruzioni non li puoi controllare, nessuno li può controllare, quindi no, non si cenererebbe, in effetti si mette nell'aria questa cenere e non fa passare nulla. Quindi il sole quando tocca questa cenere è come uno specchio, riflette, quindi torna indietro il calore. Non passa, quindi è come se tu metti uno specchio, quando il sole lo colpisce ritorna indietro, capisci? Allora automaticamente la Terra si raffredda e quindi ecco che può avvenire la famosa era glaciale, diciamo, dovuta diciamo, ai vulcani. Quindi l'era glaciale può avvenire in tanti modi, come pure adesso abbiamo il minimo solare, quindi il Sole già da oltre un anno è senza macchie solari. Quando non ci sono macchie solari significa che il Sole è al suo minimo. Non è che il Sole è morto e spento, no, è solo che si sta riposando in effetti, quindi sta al minimo, minimo, minimo. È come se tu accendi il gas e metti il fuoco quello a minimo.
e metti quello lì a fiamma alta, è normale, no? Quindi, diciamo, è quello l'esempio, ragazzi. Nulla, che i cambiamenti climatici, Nicolas, sono dovuti alla variazione dell'orbita solare terrestre e all'asse, diciamo, terrestre inclinato, che si sta un po' spostando, come ho detto già in vari video, di tanti centimetri all'anno verso sinistra, e quindi il Sole si sta un po' allontanando, e quindi la NASA ha ammesso per la prima volta che i cambiamenti climatici sono dovuti a questi due fattori e non a noi uomini. Noi siamo solo responsabili dell'inquinamento del pianeta, in effetti, non ai cambiamenti climatici che ci sono in atto, scioglimento dei ghiacciai e tutto questo qua. Questa è una cosa che non è colpa nostra, dicono, ma è colpa perché deve andare così. Diciamo, ci sono tanti fattori, il sole al minimo, il sole più vicino, diciamo, tutto un casino. No, non c'è nessun riscaldamento globale, no, non c'è il riscaldamento globale. È tutta una invenzione loro, l'hanno detto che hanno detto sempre che ci stava il riscaldamento globale. Loro l'hanno detto, in effetti non c'è nessun riscaldamento globale. Sì, ma è un cambiamento climatico proprio del polo, capisci? Non è che è colpa, diciamo, del riscaldamento globale, non c'è nessun riscaldamento globale, quindi in effetti sono cambiamenti climatici. Loro avevano detto, questa l'hanno detto e l'hanno ammesso, abbiamo detto che era riscaldamento globale per tenere belli tutti tranquilli tranquilli, però tira oggi, tira domani, finalmente hanno ammesso che non è il riscaldamento globale che sta facendo sciogliere, diciamo, i ghiacciai, in effetti. Quindi non esiste il riscaldamento globale, in effetti. È una cosa che hanno usato per tenere, per dare giustamente spiegazioni. Invece sono cambiamenti climatici, come dici tu, naturali. Quindi non sono, diciamo, il riscaldamento globale, ragazzi, la NASA l'ha detto, non esiste. Sono cambiamenti climatici naturali, quindi lo scioglimento dei ghiacciai non è dovuto al riscaldamento, ma dovuto a un fatto naturale. Quindi loro giustamente per non dire tutto sto casino, anche perché le persone, ragazzi, quando sentono queste cose, quelli da una parte hanno pure ragione, perché non tutti abbiamo la forza di capire una cosa, capito? Alcuni vanno in panico, alcuni fanno casino, influisce, ma influisce l'uomo, sì, d'accordo. Però domani mattina ti faccio un esempio, se questi dicono, guardate ragazzi, esistono gli UFO, gli alieni sono in mezzo a noi, secondo voi, da un punto di vista vostro, che succederebbe? Un casino esagerato. Nessuno più andrebbe a lavorare, nessuno più, tutti quanti a capire chi è il marziano fra di noi. Quindi in effetti questi qua è vero che nascondono tante cose, ma è anche vero che anche se diciamo, dicono un po' di verità, qua scusa, scoppia il caos. Sì, sì, l'avevo già detto in un video, sì, in effetti sì, un'ondata gelida artica nella terza decade l'avevo detto già, quindi in effetti sarebbe questa, diciamo qui, in effetti, questa che dovrebbe arrivare, in effetti. Quindi sì, sì, ma io già l'avevo detto in un video ma di parecchio tempo fa, che aveva fatto una previsione a lungo termine, però ho detto non so, diciamo, se è valida al 100%, difatti ho detto sarà valida al 70%, poi dobbiamo ancora vedere. E in effetti, ragazzi, il cambiamento climatico, come dice la NASA, si rimetterà a posto da solo, quindi non è che bisogna influenzare, capisci? In effetti si metterà a posto da solo, ragazzi, non è che noi possiamo influire. Quindi ci sta questo periodo, poi passerà, in effetti, quello hanno detto. Quindi non è che noi possiamo agire o fare qualche cosa per cambiare questi eventi, no. Purtroppo deve passare un po' di tempo e poi il pianeta si autoregola da solo. Quindi in effetti è come hanno detto le NASA, è come se fosse un corpo vivente e che si autoregola da solo.
Sì, sì, quando ci sono il minimo solare, le tempeste magnetiche ci sono molto di più. Quindi in effetti ci sta più potenza perché anche il sole essendo al minimo, però quando capita l'esplosione, diciamo, solare, in effetti una grazie a te vinci Maria Carmela. In effetti è così, ragazzi, quindi non c'entra il problema del minimo solare con... No, no, allora no, le eruzioni vulcaniche non sono legate, diciamo, al sole, in effetti, purtroppo, diciamo, le eruzioni vulcaniche, ragazzi, sono raccolte più dal nucleo adesso, diciamo, che sta sotto, diciamo, al centro della Terra, dove si forma il magma e poi va in tutti, diciamo, i sotterranei e quindi nei vulcani. Sì, in effetti sì, con lo scioglimento dei ghiacciai si potrà rallentare la corrente del Golfo, sì, perché l'acqua salata diventa dolce, sì, questo sì. In effetti se succede questo poi avrà davvero un'era glaciale, anche perché non ci sarà più circolazione e quindi non sarà più temperato e quindi automaticamente si ha un'era glaciale se si ferma la corrente del Golfo. La corrente del Golfo, ragazzi, per farla semplice, senza spiegazioni, è una corrente che gira tutto il pianeta, in effetti l'Europa e porta l'acqua temperata un po' ovunque e quindi mantiene l'equilibrio. Se invece quest'acqua diventa dolce, è perché i ghiacciai Marica sono dolci, acqua dolce, è ghiaccio. Il ghiaccio non è salato, è dolce. Quindi sciogliendoci, diciamo, tutti questi chilometri cubici di ghiaccio, il mare diventa più dolce. Automaticamente la corrente del Golfo non cammina più come deve camminare, l'acqua si raffredda e quindi il clima non è più temperato e quindi scatta automaticamente, diciamo, questa era glaciale. Poi col minimo solare che abbiamo, l'asse è inclinato un poco, quindi se si ferma la corrente del... Sì, diventa dolce perché lo scioglimento dei ghiacciai versa acqua dolce negli oceani, diciamo nell'oceano, diciamo nell'acqua di mare. Automaticamente diventa più dolce, quindi si abbassa di salinità. La corrente del Golfo in effetti cammina su tutto il pianeta e fa l'equilibrio. Se invece si scioglie i ghiacciai, Marica, succede un casino perché l'acqua diventa più dolce, quindi perde di salinità. Quindi se la salinità è al 33% scende a 23%, non stiamo messi male. Automaticamente la corrente del Golfo che è come se facesse il giro del mondo. No, questa corrente porta la temperatura, diciamo, un po' ogni parte del mondo bella bella temperata e quindi fa l'equilibrio. Se questa corrente si ferma, è finita, nel senso che avremo una bella era glaciale. Quindi la corrente del Golfo è anche una delle tante che può favorire l'era glaciale, come i vulcani, quindi ci sono tanti fattori che possono innescare l'era glaciale, non una sola. Se poi li mettiamo tutti insieme, allora si è proprio come una bomba a orologeria. Mettiamo i vulcani, mettiamo la corrente, mettiamo il ghiaccio, mettiamo il minimo solare, quindi l'asse inclinato. Sono cinque fattori. Non è che il pianeta è fatto di ferro. Quindi tutto questo messo insieme può causare un'era glaciale che potrà durare pochi anni come centinaia oppure poco, quindi poi dipende. Questo è tutto poi da vedere che succede, come il pianeta reagisce poi. Quindi Francesco, slittino e cani da slitta, facciamo, la spesa la andiamo a fare con i cani da slitta in supermercato invece che la macchina. Quindi compriamo 10 aschi, slitta e voliamo. E andiamo al supermercato con le renne. Mamma mia. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo con qualche altro video. Voglio vedere un po' le scosse di terremoto. So che a Udine c'è stata una, una scossa di terremoto. Voglio controllare altre parti, diciamo, dell'Italia se è successo i Aschi, sì, o Aschi oppure Renne. Quindi
Uno dei due va bene. 10 aschi. Francesco, noi siamo un po' pesanti, ci vogliono più aschi a noi. Dimmi, Nicolas. L'husky l'ho tenuto io, la verità, tanti anni fa, un bel cane, la verità, è stato il secondo cane che ho avuto. Poi ho avuto un maltese e poi non ne ho voluto più sapere, ho detto basta perché per lavoro non ho potuto più tenerlo perché poi devi essere impegnato, quindi il lavoro che facevo io andare fuori, tornare, quindi un mammut vai trovando. No, Francesco, tu no, tu mangi un mammut. Io e te no. Io e te al massimo se abbiamo un mammut ci lo mangiamo. Siamo capaci di facciamo due bistecche e facciamo il resto. Però una bistecchina mammut ma la mangiasse, Francesco, per sapere che sapore tiene, no? Penso che tipo vitello grosso. Che ti hai mangiato? Un mammut. Questo è buono, no, Francesco? Penso che il sapore deve essere buono. Dice, mi fate una fetta di mammut, gentilmente, spessa 5 centimetri. Ma facciamo belle belle sui carboni, piano piano, senza pressa. Secondo me gli uomini primitivi mangiavano bene, Francesco. Sì, sì, secondo me gli uomini primitivi quando stavano i mammut e l'ammazzavano, faceva oggi che hai mangiato? No, ma ci hanno fatto un mammut alla brace. Secondo me ragionavano così, ah vabbè io ho mangiato una renna, qualcuno qualche dinosauro e buonanotte. Sì, sì, tutto naturale. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo e vediamo che ci abbiamo a mangiare stasera, non lo so. Sono le 8:30, qualcosa ci abbiamo a mangiare. No, non sono tutte collegate, no, in effetti no. Il vulcanismo non è collegato all'attività solare o all'attività tettonica. In effetti, forse i vulcani sono collegati alla placca tettonica, questo sì, ma tutte le altre cose no. Una sola cosa può essere collegata, le placche, diciamo, tettoniche con la lava dei, diciamo, domandi di energia. Diciamo che una placca tettonica con il magma, questo sì. In effetti i vulcani possono essere collegati alle placche. Sì, sì, però il sole non può influenzare, diciamo, i terremoti, quindi no, no, questo no. Diciamo solo le placche tettoniche sono collegate al magma o alle scosse dei terremoti, questi delle, diciamo, dei vulcani. Questo sì, eruzione vulcanica con placche tettoniche, questo sì, perché in effetti il magma cammina sotto queste, diciamo, placche e può generare uno, diciamo, un'onda d'urto fra di loro, questo qua sì. Mentre per gli altri non credo che ci sia un collegamento, guarda. Vabbè, ti faccio sapere poi, prendo più informazioni, ti faccio sapere queste cose, ma già ho letto che è così come dico io. Poi domani lenticchie e ci credo, Francesco. No, no, non lo so, ragazzi. Mo faccio una cosa, poi faccio prima, chiamo una pizza, una bella margherita, la porto fino a casa e buonanotte. Facciamo subito, ragazzi. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo dopo con un altro video. Francesco, non mangia assai. Quindi, Nicolas, poi ti faccio sapere questo fatto qua. Piglio la minestra, stiamo in ospedale, ci abbiamo ricoverato. Ciao, Nicolas. Quindi, Marico sta a Brodino, Marico, quindi stavano ricoverati. Perché ti stava io chiamavo la pizza, gli faccio prima. Ciao, grazie, ciao, buonasera, ciao Avvocatella, ciao, ciao a tutti ragazzi.